Così netta al San Paolo dopo una settimana anche parecchio difficile per voi, comunque per la preparazione. Come si ricomincia a pensare di affrontare una squadra che sta lottando per non retrocedere, qual è il Parma? Ma lasciarsi alle spalle questa splendida vittoria a Napoli, ripartire subito. Ogni domenica cambia un po' il percorso di una squadra. Eravamo spacciati per la Champions a Napoli, prima di Napoli, e adesso siamo in piena corsa. È dimostrazione che ogni partita cambia tutto e può succedere veramente di tutto da qui alla fine. Poi posso chiederti cosa è successo con Cavani, con quella manotta che ti sei presa all'inizio, giusto per chiarire, chiudere l'episodio? No, sono cascato, ho preso un colpo in faccia pensavo che l'ha fatta apposta, poi l'adrenalina un po' da partita, un po' la tensione, un po' esagerata la reazione, ma come ho detto pensavo che cadendo mi aveva dato un calcio in testa perché ho portato tutto robe che cambiano e finisce lì. Giampiero, il presidente ha detto che in caso di Champions cercherà di tenervi tutti. Tu hai già vissuto una Champions ed è stata una rivoluzione quell'anno per la squadra. Quanto importante è, se riuscirete ad approdare, mantenere l'ossatura della squadra, compresi tutti i big? Ma queste sono valutazioni che deve fare il mister con la dirigenza. Io spero nel cuor mio di ritrovare tutti i miei compagni di quest'anno, tutti perché abbiamo instaurato un grandissimo rapporto e c'è grande sintonia tra di noi. Quindi spero dal giocatore più rappresentativo che potrebbe essere Sanchez, che si parla di mercato, come Ilera, Belardi, Coraglio, tutta questa gente, spero che a luglio stiamo tutti insieme di nuovo. E malauguratamente, facciamo tutti gli scongiuri, se fosse Europa League, tutte le squadre italiane dicono sì, beh, è un successo arrivare, però dopo giocano il giovedì con le riserve perché il sabato magari c'è campionato. Secondo voi in questo caso come la prendereste? Ma sicuramente è un traguardo importantissimo l'Europa League. Dopo l'anno scorso, il campionato dell'Udinese l'anno scorso, nessuno avrebbe scommesso forse un euro su una qualificazione alle coppe. E quindi per noi è un buon traguardo. Adesso stiamo lottando per la Champions e sicuramente l'Europa League viene messa quasi in secondo piano, ma noi se arriverà la Champions siamo stracontenti. Se arriverà l'Europa League siamo contenti uguali. E comunque quelle poi della rosa, la votazione che ha fatto il mister, che penso che la sua esperienza fa sì che siamo tranquilli, insomma. La vostra avversaria, diciamo, più diretta per la Champions è la Lazio, che deve venire a giocare a Udine. È la più pericolosa effettivamente. Beh, adesso la Lazio è al quarto posto, quindi il nostro obiettivo è quello di riprendere la Lazio. Abbiamo lo sconto diretto in casa e quindi è un piccolo vantaggio per noi, anche se poi le partite sono difficilissime perché può succedere tutto e sono da tripla. Però questa vittoria a Napoli sicuramente ha anche un po' raffreddato gli entusiasmi dalla sponda della Lazio, perché dopo la partita, abbiamo visto la partita col Catania, le interviste erano quasi sicuri di essere in Champions loro, non si aspettavano la nostra vittoria a Napoli. Abbiamo allontanato quelle dietro dopo la sconfitta con la Roma, la stessa Roma, la Juve, quindi adesso l'obiettivo è riprendere la Lazio, sapendo di avere questo sconto diretto importantissimo in casa. Però abbiamo anche una partita difficile che come col Parma, che ha 1000 insidie. Giampiero, però lei ha parlato addirittura della possibilità di arrivare al terzo posto. Vista che la classifica è molto compatta, sarebbe bene anche per l'Udinese guardare un pochino più avanti, perché l'Inter è in fase calando, parlandoci chiaro. Beh, loro sono quarti e sicuramente guardano un po' avanti e un po' indietro. Noi dobbiamo essere, penso, l'obiettivo adesso è il quarto posto. Poi, come ho detto, può succedere di tutto perché c'è l'Inter che sta un po' sulle gambe. Domenica sabato ho questo scontro diretto con la Lazio che forse si deciderà un po' la terza posizione oppure se tutto è ancora in gioco. Vediamo il Napoli come reagirà da questa sconfitta, andando a giocare su un campo difficile come Palermo, quindi è un po' tutto aperto. Noi realisticamente parlando guardiamo il quarto posto perché è lì vicino a noi
E quello è il nostro obiettivo per ora. Poi da sabato può cambiare tutto. Ti volevo anche chiedere, secondo te, la prestazione di Napoli, che è stata brillante sotto tutti i punti di vista, secondo te la chiave della partita qual è stata? Perché siete anche partiti molto bene a livello di approccio mentale, però durante la partita anche Guidoni ha detto che è stato uno sviluppo addirittura superiore a quanto la squadra era preparata. Beh, eravamo sicuramente molto carichi, volevamo dimenticare quella sconfitta con la Roma, che è nata per colpa nostra, per due disattenzioni nostre, una mia a rigore e una nel finale, e un po' anche lo sbaglio dell'arbitro che poteva darci 3 punti. E la squadra era molto compatta, sapevamo che non avevamo 2 giocatori straordinari per noi come Sanchez e Di Natale, ed era quasi l'impresa. Noi ci siamo parlati e ho detto ragazzi dobbiamo andare lì e fare l'impresa, perché si è trattato veramente di una grande vittoria. E quella è stata forse una grande motivazione all'inizio. Poi siamo andati in campo e abbiamo visto che comunque il Napoli ci concedeva molto, anche il mister gli aveva detto prima partita che c'erano dei punti dove il Napoli poteva soffrire. Effettivamente poi era così, e poi alla fine Gogan ha fatto un gol straordinario che ci ha un po' spalancato la porta con questa vittoria, perché poi il Napoli si è buttato a testa avanti sbattendo contro il nostro muro e in contropiede abbiamo chiuso la partita. Poi anche lì abbiamo fatto un errore su rigore per Maurizio, però si è vista una squadra veramente molto compatta, unita, e quando giochiamo così è dura per tutti. E sulla mancata esultanza di Inter hai qualcosa da dire? Vabbè. Ma se hai sentito di fare così, non ho niente da dire, è un professionista serio, Coghi, e magari averne 20 così, non molla mai, è sempre lì a incoraggiarti, quindi ognuno poi fa quello che si sente di fare e è responsabile di quello che fa.